Sabato 29 agosto la rete di Borghi Europei del Gusto ha tenuto la conferenza stampa di presentazione di Comunicare per Esistere, gli stati generali della comunicazione territoriale. Questa lunga cavalcata che il 17, 18, 19 e 20 settembre ci porterà in Istria. Si parte dalle colline di Conegliano di Vittorio Veneto per arrivare in Istria per raccontare gli inediti del buon e bello vivere. Ebbene, la giornata di sabato è stata aperta con una visita di giornalisti e di comunicatori ospiti della conferenza stampa all'azienda agricola Toni d'Oro. Noi abbiamo aspettato un po' che i fumi dell'alcol e del buon cibo del ristorante Allerin passassero, è una battuta ovviamente, per chiedere poi a Massimo di Toni d'Oro il Brut. Abbiamo bevuto il Brut, sorseggiato 2 ottimi calici di Brut. Raccontici un po' il tuo vino. Bene, allora parlando nello specifico del Brut, è una delle 2 tipologie che abbiamo noi, quindi abbiamo l'extra dry e appunto questo Brut. Il Brut si differenzia appunto per il grado, il residuo zuccherino, diciamo, che è inferiore rispetto all'extra dry, quindi un vino più secco che si abbina di più, diciamo, al pasto, tutto pasto, e qui non parlo esclusivamente di pesce ma anche di altri piatti, diciamo, chiaramente magari con carni un po' più leggere, diciamo, quindi non le carni rosse, però è un vino che si presta a queste situazioni qui. Il vino si chiama Dono, perché si chiama Dono intanto? Allora, Dono per noi ha una doppia valenza, in primis perché Toni d'Oro è il nome del nonno, e il nonno ci ha fatto un grande dono concedendoci la possibilità di avere adesso questa azienda qui in questa posizione magnifica, e questo per noi è una cosa che dobbiamo sempre tenere in mente, l'abbiamo messo in prima battuta sull'etichetta perché questo è fondamentale. Poi anche la natura ci fa un dono quando ci permette di arrivare alla vendemmia con dei prodotti, dei grappoli fantastici come abbiamo quest'anno. È un significante importante che rimanda appunto a un'esperienza, a un vissuto, a una storia, a una tecnica, a una passione, a una competenza. Bene, tu sei appena reduce adesso dall'Expo 2015, dove nello spazio Came, la grande ditta trevigiana nel settore delle chiusure e della sicurezza, praticamente hai potuto presentare nel loro spazio, dove a turno giovani aziende venete, giovani antiche aziende venete presentano i loro prodotti. Com'è andata? Raccontaci un po' l'esperienza. Beh, allora innanzitutto è stata un'esperienza fantastica, ma dal punto di vista umano ed è proprio dell'esperienza di vita. Ho incontrato persone della Came fantastiche, perché sono veramente persone, nonostante la posizione che rivestono, di un'umiltà e di una sensibilità veramente fuori dal comune. Nel nostro specifico abbiamo avuto un momento importante, una vetrina veramente di rilievo per poter presentare i nostri prodotti, un afflusso di gente veramente imponente, sì, più di 200 persone sono passate sabato, e non era una cosa che si aspettavano neanche loro, e quindi è stato veramente piacevole, probabilmente anche un qualcosa che ci aiuterà a farci conoscere, perché questo è un po' un qualcosa su cui dobbiamo cercare di investire, perché i prodotti sono stati apprezzati. Faccio una parentesi: dei francesi sono passati e hanno detto questo è meglio del nostro champagne, e quindi queste sono delle grosse soddisfazioni. Ecco, volevo solo poi ricordare il nome dei tour operator, dei giovani tour operator, perché è una start-up nuova messa in piedi proprio con le nuove energie professionali dei giovani. Come si chiama il tour operator che ha coordinato l'esperienza? Certo, allora questo tour operator si chiama Delicanto. Ci sono 2 ragazze fantastiche che io ho avuto modo di conoscere personalmente, Deborah, e ho parlato al telefono, ci siamo sentiti con Marianna, che è l'altra socia, diciamo, di queste 2 persone che hanno messo in piedi questa startup. Anche lì lo stesso principio, l'umanità, la voglia di fare, la passione, e quindi c'è questo comune denominatore che unisce un po' tutte queste realtà diversificate, Came, Toni d'Oro, Delicanto, la passione, la voglia di portare nel mondo le eccellenze del Veneto, che ne abbiamo, bisogna però imparare a comunicarle meglio. Okay. Al prossimo appuntamento. Comunicare per Esistere, questa iniziativa di informazione che la rete di Borghi Europei del Gusto sta proponendo. Siamo, sarebbe da dire ormai come al solito, sarebbe da dire, no? A Caffè Local in via Lourdes a Conegliano. Ecco, oggi però vogliamo toccare nell'angolo delle vie del caffè un particolare. Voi, te e Fabio, vi state costruendo, Matteo, una rete commerciale basata su punti vendita particolari. Ecco, come li scegliete e cosa date loro? Noi abbiamo iniziato, oltre che a servire direttamente i nostri clienti, quindi dagli uffici, fabbriche, privati,
il punto vendita, ci stiamo ampliando la nostra offerta anche a una catena di supermercati, quindi il gruppo CRAI. Genuinamente italiano. Genuinamente italiano, esattamente. È piaciuto molto il nostro caffè, appunto lavorando, siccome diamo un'offerta ampia, una delle più ampie, quindi da quello macinato alle compatibili in espresso, lavazza a modo mio, blu e quant'altro, con un'alta qualità. Abbiamo offerto appunto ai supermercati, a determinati panifici, a chi si occupa di specialità gastronomiche, a pasticcerie e anche a delle rivendite particolari di vini, che quindi abbinano un discorso alta qualità caffè. I bed and breakfast dove fanno colazione, quindi il caffè va benissimo. Decisamente, e quindi anche lì hanno scelto di utilizzare e proporre ai loro clienti caffè locale. Ecco, noi appunto abbiamo chiesto i nomi di questi, alcuni li andremo a trovare anche per vedere com'è il rapporto tra i normali prodotti che loro hanno e il caffè, la differenza, il successo, il perché del successo di caffè locale. Trovate difficoltà nel presentarlo? Ci sono degli stereotipi che vi bloccano o trovate abbastanza la possibilità di colloquio? No, la possibilità per fortuna c'è, e anche perché è l'unica cosa che noi chiediamo: facci provare il prodotto e dacci un giudizio. Solitamente quando provano il prodotto, siccome abbiamo messo anni, personalmente ho messo anni di ricerca su qualità, prodotto e tecnologia, le cose stanno risultando piuttosto facili, tra virgolette, insomma, il periodo non è quello migliore, però insomma avete anche dei buoni prezzi, sinceramente. Sì, qualità-prezzo, ecco, questo è stato proprio il must, quindi alta qualità a un prezzo accessibile a tutti, in maniera tale che tutti quantomeno lo possono provare. Ok, al prossimo appuntamento. Questo percorso vagabondo che stiamo facendo tra Conegliano e Vittorio Veneto alla ricerca degli inediti del buon e bello vivere. Siamo capitati, non a caso, alla pizzeria e ristorante da Valentino. Intanto Salah, dici dov'è la pizzeria, l'indirizzo? Allora, la pizzeria si trova nel Via l'Italia numero 6 a Conegliano, nella zona di Ferrera. Della Ferrera, la zona storica della Ferrera. Bene, comunichiamo subito una cosa, abbiamo fatto i complimenti anche a suo figlio. Per la prima volta abbiamo mangiato una pizza che non ha bisogno dell'acqua minerale. Ecco, voglio dire, qual è il segreto della tua pizza, Salah? Allora, il segreto della nostra pizza sarebbe una lavorazione 24 ore nell'impasto, praticamente nella lievitazione e cercare di usare prodotti di qualità. Ecco, quando si dice prodotti di qualità, no, tu sai che sempre facendo riferimento alle esperienze nefaste che abbiamo avuto noi personalmente, è che dopo magari per darti una spallaccia che non è di prosciutto o del formaggio che è il cotto di tanti rimasugli, risparmiano cosa? 0,20, 0,30 per dare delle schifezze dopo, no? Invece tu hai scelto la qualità. Si sparagna parecchio, si sparagna anche al 50%, perché c'è anche il prosciutto crudo, per esempio, che costa anche 6 euro, ma c'è anche quello da 15, da 18, da 20, però se lavori con prosciutto da 15 e la gente non si lamenta, le apprezza perché non la sa odore sulla pizza quando lo mangia. Ecco, che tipo di clientela hai? Esigente? Sono esigenti, sono abbastanza esigenti perché pretendono di aver prodotto buono, valido. La scelta delle birre e dei vini? Allora, la scelta della birra e dei vini sta sempre alla richiesta dei clienti. Quello che chiede il cliente io lo procuro. Cioè, quindi hai fatto una scelta proprio di decentrarti sulle loro passioni. Quello che piace ai clienti e quindi è quello che fa business. Ok. Oggi è inutile che lo nascondiamo, stiamo attraversando un periodo particolare, no? Esatto. Come hai fatto a superare questo periodo? Perché sei perfettamente a cavallo, diciamo così. Superare questo periodo un po' critico sarebbe sempre di lavorare con qualità e mai mollare. Avere sempre fiducia nel proprio lavoro. Fiducia. Se oggi non si lavora, domani bisogna riprovare anche se tu, a dire il vero, il tuo tran lo hai sempre avuto, dai. Ho sempre avuto il mio tran. Scusa se lo dico io, ma 11 anni che sono qua, perché quando sono aperto mi hanno dato 6 mesi di vita praticamente. Sì, visto il posto, sì, voglio però dire. Adesso sono 11 anni e sono qua, vuol dire che qualcosa abbiamo fatto di buono. Certo.
Prima parlavamo con la tua gentile consorte che ci ha fatto un'osservazione che ci ha lasciato, dice, oggi non è soltanto la crisi economica, le cose, il fatto è che corriamo, siamo tutti affannati, mancano talvolta i più elementari criteri di buona educazione nel rapporto con le persone. Ci affatichiamo così tanto perché i risultati, forse bisognerebbe fermarsi e fare un passo indietro. È sbagliato? No, è giusto, bisogna cercare di tornare indietro, di vivere un po' più tranquilli, perché il sistema di vita qua, soprattutto nel Veneto, che ci costringe a correre e certe volte dimentichiamo anche i valori principali, certo. Anche al mare, al mezzogiorno dimentichiamo un piatto di pasta o una pizza. Certo. Perché il lavoro che ci fa mangiare schifezze, magari, scusami, ma esatto, va detto. Esatto, uno per aver fretta si ferma a McDonald's e mangia un panino che costa 6 euro, è una roba che fa male. Alla fine guarda che mangi un paninaccio del cavolo e una birra, gli 8 euro, 9 euro ti vanno via comunque. Esatto, sì. Allora, la pizzeria ristorante da Valentino è stata scelta dai vagabondi del gusto, quelli che ci autodefiniamo così, no? Per 3 appuntamenti, per 3 stage con giornalisti delle TV, della stampa e online. La pizza ovviamente, poi assaggeremo anche i menù di pesce e di carne perché la cucina offre anche questo tipo di possibilità. Quindi è solo un arrivederci ai prossimi 2 appuntamenti di carne e di pesce. Grazie Salah e al prossimo appuntamento. Grazie a lei e buona giornata. Comunicare per esistere, questo progetto itinerario alla scoperta degli inediti del buon e bello vivere dei nostri territori. E oggi tocchiamo un argomento un po' particolare, l'ospitalità non convenzionale, possiamo chiamarla così, Giuseppe. Certamente. Giuseppe è titolare del Bed and Breakfast. Mi casa tu casa di Refrontolo. Quindi mi casa tu casa, avete già capito già di cosa si tratta, diciamo. Come nasci in questo settore? Diciamo che come tanti altri mi sono ritrovato con un po' di spazio in casa libero e c'era questa possibilità di creare degli spazi per accoglienza di turisti, viaggiatori. E già ero amante del viaggiare in un certo modo, leggero e economico, indipendente, e quindi mi sono predisposto ha organizzato le cose in modo di poter accogliere appunto chi stava in viaggio. Quante camere hai adesso? Ho 3 camere doppie per 6 persone, quello che un bel investimento per ristrutturare. Sì, sicuramente è stato un impegno, però anche un'operazione creativa, perché comunque i lavori li ho fatti io con l'aiuto eventualmente di qualche amico, qualche consiglio dell'architetto, però comunque tutti i lavori sono stati fatti, diciamo, in proprio. Ecco, poi da quel che so io, da povero ignorante, da povero cronista del marciapiede, come mi definisco, no? Conta molto internet, vero? Il web conta moltissimo nella preparazione, nel far conoscere l'attività. Assolutamente, questo sicuramente è stata la rivoluzione di questo settore, che in un piccolo paesino come è Refrontolo di 1800 abitanti qui sulle colline trevigiane, e un tempo non ci sarebbe stato nessun hotel, mentre adesso contiamo già su alcune strutture che possono garantire l'ospitalità di turisti e viaggiatori che vengono a visitare il nostro territorio. Non ti sei fermato qua, dopo a un certo punto tac, è scoccata una nuova idea, www.collinetrevisane.it.com. Certo, e un po' di tempo fa è accaduto che la regione ha organizzato degli incontri con operatori turistici stranieri, e in quel momento diciamo che io, e parlandomi in maniera confidenziale con qualche altro collega, e abbiamo ritenuto che era più opportuno di collegarci, di presentarci in forma collettiva, che non di presentare ognuno le proprie camerette. Quindi abbiamo costituito questo gruppo, che poi è diventato questo sito internet che si chiama appunto Colline Trevigiane, e questo sito diventerà una guida turistica del territorio, quindi uno strumento sia per il viaggiatore che viaggia per lo spazio, che va dal fiume Piave alle Prealpi, da Conegliano a Valdobbiadene,
e sia per gli operatori che sono qua e che avranno uno strumento con le mappe, con l'indicazione dei luoghi da visitare, con i posti dove soggiornare, dove mangiare, le cantine da visitare. Adesso si tratta solo di rafforzare il gruppo e di allargare le partecipazioni. Certamente abbiamo già avuto la collaborazione, intanto l'interesse. Siete già in parecchi, ho visto, non è che siete pochi. Sì, adesso per il momento siamo solamente una quindicina di strutture più altrettanti, più o meno attività di ristorazione e certamente e anche attività diciamo culturali, ricreative, cavallo, canoa, bicicletta, e abbiamo ricevuto anche l'interesse della Confcommercio e stiamo comunque evolvendo verso altri progetti più professionali. Ok, noi abbiamo invitato collinetrevigiane.it.com a partecipare alle giornate dell'Istria, dove 10 paesi europei e 10 regioni italiane confronteranno proprio le politiche per un turismo diverso, diciamo un turismo culturale diverso. Giuseppe verrà a raccontare questa bella esperienza italiana delle nostre colline trevigiane. Grazie a te, al prossimo appuntamento. Grazie a voi e grazie a tutti. Uno dei progetti di Comunicare per Esistere, questa iniziativa che porta a galla gli inediti del buon e bello vivere del Veneto, si chiama anzi Aquositas. Aquositas è un circuito di borghi di terra ed acqua. Abbiamo scelto tra gli altri fiumi, magari piccoli ma importanti per storia, anche il Monticano, che nasce a Cozzolo, a Vittorio Veneto, scende poi e attraversa la città di Conegliano. Laura Perizzutti, family banker di Banca Mediolanum, è una coneglianese doc. Cosa vuol dire stare a Conegliano o essere nati e vivere a Conegliano, Laura? Sì, beh, in effetti, buongiorno intanto, Buongiorno. In effetti io sono nata e cresciuta a Conegliano, quindi indipendentemente dal fatto che la mia attività, la mia professione mi porta molto spesso lontano da questa perla del Veneto, che io definisco, è sempre un piacere ritornare e viverci, soprattutto perché credo che ognuno di noi abbia nelle proprie radici, dove si è nati eccetera, un posto che ci portiamo dietro dappertutto, insomma, al quale siamo legati affettivamente e anche no. Conegliano a me ha sempre dato molto, perché appunto nascendo e crescendo in questa piccola città, la stessa mi ha dato modo di, come posso dire, di approfondire la conoscenza di tutte quelle che sono le attività che fanno da contorno anche alla mia professione, e quindi io ho avuto modo di sviluppare proprio la mia professione all'interno di questa città. Cosa dire? Che se l'iniziativa che è stata fatta, perdonami, certo, mi sfugge il nome, sì, Aquositas, ripercorre tutte le cose belle dei borghi bagnati dall'acqua, esatto. Hai centrato perfettamente. Ecco, sono pienamente d'accordo con te, perché in questo momento mi vengono in mente molti esercizi proprio nella zona, che sarebbe veramente interessante poter conoscere, approfondire proprio la conoscenza, perché offrono un loro prodotto e servizio tipico della zona, con tutti i suoi pregi, insomma. E poi c'è sempre la solita domanda, no, Laura? Sì. Che ci azzecca la presenza di un family banker di Banca Mediolanum in un progetto culturale e di valorizzazione del territorio? So che te la senti sempre fare questa domanda, ma è giusto farla in un contesto di questo Sì, genere? perché io credo che in qualsiasi attività, in qualsiasi contesto, se le cose, compresa la propria professione, viene fatta con l'amore e la passione, e si ha anche voglia di far conoscere il proprio servizio, il proprio prodotto, cioè è giusto che queste iniziative locali e questi saperi e sapori locali emergano e si facciano conoscere. Io appoggio queste iniziative molto volentieri, perché comunque mi danno l'occasione anche a me danno l'opportunità anche a me di farmi conoscere,
ma anche di vivere dei momenti di condivisione molto belli, assaporando e anche quello che è il prodotto e il servizio che offre qualsiasi altro imprenditore della zona, specie se in contesti particolari come quello coneglianese. Noi abbiamo già fatto abbiamo partecipato. Non è solo prosecco. No, certo, non è solo prosecco. Abbiamo già fatto una partecipazione alla serata di pesce fatta al ristorante Cristina a Corbanese. Adesso proseguiremo poi nel mese di agosto con gli appuntamenti al ristorante da Beppo alla Rin, che è a Vittorio Veneto, che è un classico molto bello, certo. Così, e poi l'osteria al Ponte da Daniele Uliana, sempre a Corbanese. Quindi avremo 2 altri momenti di questo circuito Torta. Grazie a te, ti verremo a pescare di nuovo, visto nei prossimi appuntamenti. Con molto piacere, veramente, ringrazio io voi, grazie. Comunicare per esistere, questo itinerario pazzo che la rete di borghi europei del gusto sta facendo alla scoperta degli inediti del buon e bello vivere, quindi non solo cibo ma arte, turismo consapevole e responsabile. Basta, mi fermo, ho finito il mio comizio quotidiano. Cecile, tu rappresenti? Vivo Venezia. Vivo Venezia, che cos'è Vivo Venezia? Guarda di là E Vivo Venezia è una piattaforma di vendita online delle attività del tempo libere su Venezia e nel Veneto. Ecco, tu sei francese, mi pare di sentire la cadenza, no? Io sono francese, mi sono innamorata di Venezia un po' di tempo fa e ho deciso di fermarmi a Venezia proprio per creare questa impresa e tentare di cambiare il modo di fare turismo a Venezia, quindi un turismo che sia rispettoso dell'ambiente, della cultura e poi tentare di collegare Venezia e tutto il Veneto, perché attualmente il Ponte della Libertà non fa proprio sempre il suo lavoro e il flusso di turisti a Venezia non vanno poi a visitare il territorio veneto e a tutto, al mare, alla montagna, delle bellissime cose. Ci sono tantissime realtà piccole che non sono conosciute e per essere conosciuti hanno bisogno di quest'ultimo braccio commerciale per permettersi di vendersi sul territorio e poi anche al mondo. Questa è l'idea. Ti faccio una domanda cattiva, con tutti i portali di turismo che sono nati, che cosa vi differenzia secondo te da altre proposte? Allora, Vivo Venezia non è soltanto un portale, è un rapporto umano, nel senso che un portale è come prendere un negozio, poi in un negozio dipende chi ci lavora, può essere bello, può essere brutto e dipende dalle idee che ci sono dentro. Quindi Vivo Venezia non è soltanto un portale, è un modello di sviluppo, perché è stato pensato per 3 cose. Tutte le piccole imprese hanno bisogno di vendersi online e con una disponibilità immediata. È una cosa che costa moltissimo per una piccola impresa fare un sito da solo, e soprattutto con internet ci sono sempre più siti ed è molto difficile avere una reperibilità sul net. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, Vivo Venezia non è soltanto un portale online, c'è anche tutto un sistema di rivendita sul territorio. Tra i bed and breakfast, tutte le strutture ricettive e alberghi potranno rivendere con una commissione Vivo Venezia, in modo di far sì che le strutture coinvolgiamo proprio tutto il territorio. E la terza cosa è un lavoro più basico, diciamo commerciale, che è quello di rappresentare fiere turistiche all'estero. Ovviamente io un percorso ho vissuto in più di 10 anni, in 10 posti negli ultimi anni, parlo varie lingue, quindi mettere questa competenza per delle imprese, che qua il territorio è veramente vasto, ha tante cose da fare, ma bisogna riuscire a presentarsi assieme fuori. E soprattutto nel nostro portale non c'è soltanto la vendita online di attività, ma tutto uno spazio informativo. Perché? Perché bisogna fare marketing turistico assieme e cambiare. Venezia non è soltanto Rialto San Marco, ci sono tante altre belle cose. Diamo uno spazio gratuito a tutte le associazioni, a tutti gli artigiani che vogliono promuoversi sul portale, quindi abbiamo uno spazio completamente gratuito sul portale informativo. Infatti nel Veneto c'è uno scollamento tra quella che è la realtà sul territorio, che pullula di iniziative. Io dico sempre che di solito si riducono mangiamo e beviamo tra di noi, no? Cioè, voglio dire, cose stupende ma che però non hanno nessun risultato esterno, e questa è la fatica di tanti del localismo stupido. Cioè il locale è importante, il localismo è una stupidaggine.
Esatto, l'idea è proprio che ciascuno deve fare il suo lavoro. Noi arriviamo a quell'ultimo pezzo dove le iniziative locali sono pronte e possono vendersi, quindi gli diamo questa possibilità di avere una visibilità al mondo che sia online sul territorio all'estero. E l'altra cosa, siamo delle persone che si appoggiano su una struttura web, però conosciamo tutti i nostri fornitori, i nostri partner e soprattutto li aiutiamo tutti a capire che cosa proporre, perché non è soltanto... Diciamo che il web è un mezzo e finalmente i contenuti ce li mettete, così tanto per essere chiari. Bene, Cecilia, noi ti attendiamo in Istria a quella follia che abbiamo organizzato di 3 giorni per conoscere territori e borghi poco conosciuti. Grazie a te, al prossimo appuntamento. Grazie mille.